Buonasera a tutti amici telespettatori e benvenuti al nuovo programma di BHTV Ospiti di Antonella. Io sono Antonella Arlotti e da questa sera partirà un nuovo format televisivo che punta a fare luce sui personaggi che hanno fatto la storia del Friuli Venezia Giulia. A fianco a me, ospite fisso della trasmissione, Daniele Damele, che mi aiuterà nell'intervistare tutti i nostri ospiti della settimana. Questa sera partiamo da Cividale del Friuli, dove gli studi televisivi di BHTV sono dislocati, e quindi avremo come ospite la prima cittadina e sindaca Daniela Bernardi. Partiamo subito con la puntata di questa sera per dirvi che l'argomento sarà la città che ospita gli studi televisivi di BHTV. E con cameratismo è un onore per me poter avere come prima ospite una donna, la prima cittadina sindaca, dottoressa Daniela Bernardi. Benvenuta, dottoressa. Grazie, buonasera a voi. Allora, dottoressa, lei nasce come imprenditrice, prima presidente del gruppo Donne Imprenditrici di Confartigianato, consigliere comunale, vice sindaco ed ora sindaco di Cividale. Una domanda che parla appunto, che si riferisce al suo passato politico. Quando ha deciso appunto di impegnarsi in politica, quali sono stati i suoi primi passi e con chi li ha fatti? Diciamo che è stata un'occasione perché ricordo ero a casa, stavo bagnando i fiori, le piante, ricevo una telefonata dal dottor Vuga, che era appena stato nominato sindaco. Era una domenica quando ancora appunto si poteva andare alla festa degli asparagi a Tavagnacco, quindi eravamo nel mese di maggio più o meno, no? Esatto. Ecco. E che mi disse appunto avrei piacere di parlare con lei. Alle 2 del pomeriggio andai davanti al comune di Cividale, entrai e incominciamo a fare una chiacchierata. Lì io dissi subito che l'esperienza politica mi ha sempre affascinato. Vengo da una famiglia effettivamente dove la politica è sempre stata, diciamo, il nostro pane quotidiano, ne abbiamo sempre parlato, ci siamo sempre confrontati, e dopo questa chiacchierata è incominciato il mio primo percorso politico, perché ovviamente prima non avevo mai fatto politica. Diciamo che mi ero sempre occupata di problemi di carattere sociale, ovviamente mi seguivo la mia categoria imprenditoriale e ovviamente ho seguito le tematiche legate all'imprenditoria femminile, e da lì probabilmente, andando a bussare di porta in porta presso la provincia, al tempo e alla regione, si vede che mi ero fatta conoscere. Però sono sempre stata educata, corretta, e se ho portato a casa probabilmente perché portavo dei progetti, delle idee che venivano condivise e che quindi poi sono riuscita a realizzare. E da ragazza ha mai pensato che da grande avrebbe fatto la sindaca? No, assolutamente, sono le occasioni che ti si presentano nella vita e che devi saper cogliere. Sono momenti che ti mettono anche un po' in discussione, perché avrò la forza, la capacità di gestire ruoli che mai uno avrebbe pensato, probabilmente, se non lo sceglie come professione. E io non ho scelto di fare la professione come donna in politica, io ho scelto di mettermi al servizio degli altri attraverso questa forma, prima ovviamente come assessore e poi come sindaco. Ma a lei piace più essere chiamata sindaco o sindaca?
Allora, visto e considerato anche il colore dei miei capelli, che non è appunto di ragazza giovane, sono legata un po' alla tradizione anche del linguaggio italiano, per cui per me sono il sindaco della città di Cividale, Daniela Bernardi. Mi piace la parola sindaco, mi piace perché probabilmente siamo abituati a sentirlo, no? Il suono della parola sindaco piuttosto che il suono della parola sindaca, per cui sono rimasta ovviamente a questo suono che mi piace, ma assolutamente mi va bene anche sindaca, perché comunque ci si deve aggiornare ad un vocabolario che ovviamente nel tempo, no, tende ad evolversi, e perché ovviamente probabilmente quando è nato il termine sindaco forse le donne non avevano i ruoli che ora noi due qui anche possiamo. Grazie a Dio, ed è bene che sia così. Esatto. E allora, sindaco Daniela, che futuro vede per i suoi concittadini? Guarda, diciamo che la città di Cividale ha fatto negli ultimi 20 anni dei passi notevoli, negli ultimi 10 poi con questo grande traguardo del riconoscimento a patrimonio dell'umanità dei siti longobardi in Cividale, abbiamo incominciato veramente a vedere la nostra città che va oltre i confini, ma non solo oltre i confini comunali, regionali, nazionali, ma anche oltreoceano. Si è fatta conoscere in tutte le sue forme. Di conseguenza, qual è l'aspettativa della città di Cividale, penso dei cittadini? Quelli di poter vivere in una città dove si sta bene, quindi una città curata, una città che ci consenta di poter tranquillamente passeggiare, correre, camminare e stare insieme in un ambiente tranquillo. Ovviamente laddove si vive bene, ovviamente si ospita anche piacevolmente, e chi viene da noi si trova quindi bene, quindi diciamo una città che è rivolta a tutti, che ha occasioni per vivere bene e per trascorrere piacevolmente il proprio tempo. Molto bene. E quindi, tornando all'aspetto politico, che consigli darebbe a un giovane che vuole impegnarsi in questo settore? Al giovane che vuole impegnarsi, prima cosa direi che deve formarsi. La formazione è importantissima, il modo anche di confrontarsi gli uni con gli altri, la capacità di poter comunque ascoltare e raccogliere e trasformare con proprie idee, perché chi si muove in politica deve avere delle proprie idee e deve essere capace di poterle portare avanti, quindi prendere delle decisioni. In politica si deve prendere delle decisioni, quando poi hai anche ruoli importanti, purtroppo alle volte anche delle decisioni non del tutto popolari possono andare bene, ma la consapevolezza di volerle fare, di volerle portare avanti nell'interesse della comunità, in questo caso, o comunque nell'interesse di tutti. Quindi formarsi, impegnarsi e farlo solo ed esclusivamente se effettivamente c'è la passione, perché quando c'è la passione fai tutto piacevolmente. Sindaco, lei prima ha citato uno dei suoi due predecessori, Attilio Vuga, l'altro è Stefano Ballo, con gli ultimi 20 anni, 10 anni prima Vuga, poi altri 10 Ballock. Li sente, li contatta e parla con loro, chiede consigli? Ecco, anche questo. Allora, 10 anni, gli ultimi 10 anni passati con il sindaco Ballock sono stati 10 anni di grande amicizia, ma grande e sincera amicizia. Con Vuga invece è stato un percorso in cui mi ha formato, d'altronde è un docente, di conseguenza non avrebbe potuto che fare un tal. Comunque mi ha ovviamente introdotto e mi ha insegnato tante cose. Le interrompo perché per una sottolineatura, le chiedo scusa, non bisognerebbe mai interrompere un sindaco, però voglio sottolineare che ho avuto modo di parlare con degli allievi
del professor Vuga, molto entusiasti del professore. Ecco, e per cui dico la verità, anch'io molto entusiasta del mio professore che mi ha introdotto in politica e molto entusiasta dei miei 10 anni trascorsi con il sindaco Ballock, che anche lui comunque mi ha insegnato. Sì, li sento spesso, perché per me sono stati percorsi importanti, sono stati 20 anni. Perché anche il sindaco Ballock lo conobbi proprio nel mio primo ingresso con Vuga, e quindi io da loro ho ricevuto tanto, da loro continuo a ricevere, e a loro, perché adesso sono cittadini, sono miei cittadini, devo dare molto. Ecco, adesso la metto in difficoltà, siamo in periodo Covid, no agli assembramenti, può invitare solo uno a cena, chi sceglie di invitare tra Vuga e Ballock? È la monetina a testa o croce oppure fa una scelta di un certo tipo? Allora, non farei la monetina, perché assolutamente non ritengo, dipende dalla serata che voglio trascorrere. Se voglio trascorrere una serata tranquilla, dove posso dire tutto quello che penso, inviterei Stefano Ballock. Se ovviamente diventa una cosa un po' più importante, nonostante il rapporto di confidenza, inviterei appunto Vuga. E vi dico anche questo: al professor Vuga ho sempre dato del lei, a Stefano Ballock ho sempre dato del tu. Quindi sono due posizioni diverse, ma ripeto, di grande amicizia e di grande rispetto nei confronti di entrambi. Ecco, averli sempre al mio fianco, sapere che posso contare su di loro, mi fa molto piacere. Se vuole che io porti il vino, quando organizza la cena io posso portare il vino. Volentierissimo, allora, volentieri. Beh, insomma, possiamo in 4 comunque. Assolutamente, ecco, non è assembramento. Era per cercare di metterla un po' in difficoltà, e abbiamo colto delle cose belle dalla sua risposta. Al termine del suo mandato, che messaggio desidera lasciare, che percezione del suo mandato appunto ai concittadini di Cividale? Quello che ho detto prima, e ribadirei il concetto, quello di essere stato un amministratore al servizio del cittadino, un amministratore capace di ascoltare e di tradurre. Vorrei che il cittadino ricordasse il sindaco Bernardi come un sindaco che ha dato delle risposte, e come ho sempre detto, io sono una persona che tende a fare. Ecco, e vorrei che rimanesse questo mio slogan con il quale appunto avevo incominciato la mia campagna elettorale, ovvero il sindaco del fare, ma il fare vuol dire appunto saper fare e saper concretizzare. Vorrei che rimanesse questo, e vorrei che appunto rimanesse questo ricordo di un sindaco che ha saputo interpretare e cogliere le esigenze dei cittadini. Ripeto, io amministro cosa pubblica e quindi io sono al servizio dei miei cittadini. Molto bene, allora restate con noi, diamo la linea alla regia per qualche istante di pubblicità.
Fai un salto in Sicilia e gustati le prelibatezze della migliore tradizione culinaria dell'isola. Al bar Trattoria Ippolito a Cividale del Friuli trovi cannoli di ricotta, arancini, vini dell'Etna, nero d'avola spumantizzato, marsala, ricotta di pecora. E per il pranzo della domenica ti offriamo il menù completo, dall'antipasto al dolce, a soli 29,90 €. Bar Trattoria Ippolito in via Gagliano 64 a Cividale del Friuli. La migliore cucina siciliana nel cuore del Friuli. Siamo sempre con Daniela Bernardi, sindaco di Cividale del Friuli. E desideriamo sapere, avere oggi a Cividale una TV che registra proprio da questa città, che cosa rappresenta per lei e quale desidererebbe che fosse il futuro della stessa emittente? Quando ho saputo un tanto sono ritornata indietro nel tempo, quando da giovane c'erano tutte queste emittenti, no, che sorgevano e si andava perché c'era la curiosità, il piacere di essere ripresi, il piacere di essere intervistati, il piacere comunque anche di condividere con gli amici determinati percorsi. Cosa vuol dire per me avere la città? Una grande soddisfazione, cioè partire da Cividale, raccontare della città di Cividale, raccontare cosa? Noi siamo qui in un palazzetto, il nostro palazzetto che ci sta dando grandi soddisfazioni con il nostro basket e abbiamo anche qualche preoccupazione perché con i risultati che sta portando stiamo crescendo e stiamo andando dove speravamo di arrivare, ma ovviamente il tutto diventa più impegnativo. Con alle spalle il mio tempietto a Longobardo, guardate, io ho fatto anni l'assessore al turismo e il mio cuore è qua. Quando poi vedo le teorie delle vergini all'interno del tempietto, questi volti femminili, queste donne che hanno queste espressioni, ecco, quindi poter avere un'emittente televisiva in Cividale, che non parlerà solo di Cividale, immagino, parlerà veramente di tantissimi argomenti, di tanti argomenti che comunque partono da Cividale, perché voi comunque siete qui a Cividale. Diventa un messaggio che insieme potremo veramente coltivarlo bene. Mi metto a disposizione per quello che posso fare. Abbiamo colto il messaggio. Peraltro va anche sottolineato che questa è la prima puntata, la prima trasmissione di Ospiti di Antonella e la prima ospite è stata la prima cittadina. Questo è importante, la prima cittadina di questa città che ospita BHTV, che ospita questa emittente, che sta facendo veramente delle cose molto importanti, che si sta pian pianino mettendo al pari della storia e di quello che è la grandezza immensa e irraggiungibile, ineguagliabile della città di Cividale del Friuli. Quindi questo è un aspetto importante. Noi siamo anche convinti che lei porti fortuna ad Antonella e a questa sua prima trasmissione. Sono convinta di un questo tanto. Sicuramente. Quello che mi dispiace è che non si riesce a vedere il sorriso e il piacere che abbiamo noi tre ad essere seduti qua. Purtroppo la mascherina non riesce a far vedere un tanto, però trasfare tra noi ovviamente. Io non lo so da casa, però io che sono vicino qui a voi, guardo i vostri occhi e sono fortunato perché i vostri occhi sorridono. Ecco, era quello che appunto. E questo è comunque allora un invito per quando potremo togliere la mascherina e trasmettere liberamente a rincontrarci per fare vedere come sorridiamo, come siamo felici in questi incontri e di questi scambi reciproci. E, entrati appunto in questo clima così empatico, arrivo con una domanda che a me piace molto perché si ricollega un po' al mondo del cinema che io amo, è una frase di Woody Allen che cita il cinema si ispira alla vita mentre la vita si ispira alla televisione. Sindaca donna Daniela, a lei che cosa ispira la sua vita? La mia vita ispira
a quello che vorrei forse interpretare il mio percorso. Nasco da una famiglia che mi ha dato veramente tanti valori, tanti insegnamenti, i miei genitori, i miei nonni e i miei zii. Alcuni ancora adesso continuano a darmene, quindi mi ispira una vita di ricerca dello star bene, ecco, perché se sto bene io, se sorrido io, sorridono anche coloro i quali mi stanno vicino. Quindi una vita che mi ispira a considerare il rispetto per gli altri, il limite di quello che io posso fare, perché lo dicono che ovviamente laddove incomincia la libertà dell'uno finisce quella dell'altro, di ispirarmi comunque a viverla interamente. La vita è bellissima, ci sono dei momenti di criticità, senz'altro tutti li abbiamo attraversati, però il bello, cosa mi ispira? Mi ispira un verde azzurro immenso del mare che ti dà quella serenità e che vorrei trasmetterla per far vivere tutti serenamente, amare la propria vita e amare quello che si fa. Le nostre registrazioni, come è stato detto in precedenza da Antonella Arlotti, sono qui con BHTV al Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli. Questo palazzetto è stato recentemente utilizzato e lo sarà ancora nei prossimi giorni per quanto riguarda un importante aspetto del discorso Covid, ovvero quello delle vaccinazioni, a favore in particolare di categorie ovviamente bisognose, anziani e disabili. Bisogna dirlo perché va detto a Cesare quel che è di Cesare e a Daniela quel che è di Daniela, chiamandola per nome come si permette giustamente di fare Antonella, che questa è stata un'intuizione del sindaco Daniela Bernardi. Ecco, quando ha pensato di proporre il palazzetto per favorire la sua cittadinanza, favorire le persone di questo territorio, in particolare quelle, come abbiamo detto, o esclusivamente quelle che abbiamo detto, abbisognevoli di essere vicine e fare un vaccino anche in maniera tempestiva. Quando ha pensato l'utilizzo proprio di questo palazzetto, Sindaco? Quando salivo le scale insieme al dottor Dennis Caporale, insieme alla dottoressa Agnoletto, e mi dissero che presso il distretto si erano completate, esaurite le prenotazioni per le vaccinazioni per gli ultraottantenni. E allora è nata l'idea, Palazzetto dello Sport. Ci siamo quindi seduti al tavolo e siccome il vice governatore Riccardi aveva detto mettete a disposizione, e io ho detto metto a disposizione il palazzetto, Riccardi ha detto va bene e ci ha dato la possibilità veramente di allestirlo. In una domenica pomeriggio insieme al personale dell'azienda abbiamo allestito e man mano di giorno in giorno anche adattavamo a seconda delle esigenze, perché prima la cosa principale era quella di garantire il vaccino, quindi dal punto di vista sanitario, la logistica che allora andasse bene. Poi ci siamo resi conto che invece l'attenzione doveva essere riservata a coloro i quali arrivavano al palazzetto e quindi ai vaccinanti, e abbiamo incominciato a costruire un percorso che consentisse loro di attendere senza l'ansia di dover stare in piedi, il brutto tempo, eccetera. E alla fine devo dire la verità che anche la protezione civile un giorno mi dice portiamo un po' di acqua perché fa caldo, e quindi man mano cercavamo veramente di essere ospitali nei confronti di coloro i quali arrivavano qui a vaccinarsi, perché siamo partiti col distretto di Cividale di Tarcento, ma dopo arrivavano da tutte le parti ed era bellissimo. Guardate, nell'esperienza un signore era seduto, lo stavamo chiamando perché si avvicinasse alla vaccinazione e stava riprendendo il palazzetto. Un momento, mi ha detto, finisco di riprenderlo e poi arrivo. Per cui diciamo che hanno
comunque queste persone sono arrivate piacevolmente, erano tranquille e alcuni si facevano anche un selfie, cioè ottantenni sinceramente, quindi hanno apprezzato e guardavano questo palazzetto. Probabilmente queste persone non avrebbero avuto l'occasione di entrare al palazzetto e di vederlo se non ci fosse stato, per l'amor di Dio, insomma non lo auguriamo a nessuno, ma se non ci fosse stata questa opportunità di vaccinazione. Anche questa è speranza ed è molto importante. E c'è stato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il professor Silvio Brusaferro, che ha accompagnato per la prima e la seconda dose la mamma ultra ottantenne e che ha avuto in ambedue le occasioni parole di elogio e di plauso all'organizzazione e a tutto quello che è stato fatto. È un motivo di orgoglio. Certo, perché anche quando Riccardi ha detto modello Cividale, già ovviamente ero contenta, ma quando è arrivato il dottor Brusaferro, che ha avuto parole di elogio e di encomio per come era stato organizzato, devo dire la verità, ancora maggiormente soddisfatta, perché comunque abbiamo messo a disposizione, dato un servizio, dato una speranza e quindi un contributo di carattere sociale che tutto il cividalese, che la città di Cividale ha fatto per Colgo l'occasione poi anche su questo desidererei avere la sua opinione da amministratrice, per dire che l'impatto di questa epidemia, prima poi definita pandemia e Covid-19, è stata veramente drammatica, tragica, devastante, e per gli amministratori regionali, nazionali, mondiali non è stata una gestione assolutamente facile. Dal di fuori oggi criticare è molto facile, è certissimo che non tutte le scelte, come in ogni occasione, siano state fatte tutte correttamente, ma qui il beneficio del fatto di trovarsi di fronte ad una novità impattante al massimo, dalla quale era difficilissimo capire come riuscire a venirne fuori, a difendersi, eccetera, ci sono tutte le giustificazioni di questo tipo. Lei che cosa ha pensato dall'inizio fino ad oggi della gestione che è stata fatta a livello regionale e nazionale, che io promuovo senza nessun tipo di rimpianto, sia a livello regionale sia a livello nazionale, hanno avuto e hanno colori politici differenti, quindi al di là del colore politico. Cosa ne pensa lei, Sindaco? Io devo dire che è stato, come appunto giustamente ha detto, una situazione che ha messo la parte politica di fronte ad un'emergenza che immagino nessuno avrebbe potuto veramente pensare di trovarsi. Ogni tanto dico, mi sembrano i film di fantascienza, non so se è vero. Ecco, perché è veramente surreale proprio. Le decisioni le devi prendere, devono essere alle volte anche tempestive, e devi trasformare ciò che era il quotidiano in qualcosa che diventa emergenziale. Le decisioni in questo caso sono anche difficili, però le devi prendere, quindi io ammiro sia a livello regionale che a livello nazionale coloro i quali si sono dovuti prendere l'onere delle decisioni, che ci hanno aiutato in una prima fase, che forse anche tutto il settore sanitario che è stato messo a dura prova, tutti i volontari, tutti quelli che si sono messi a disposizione, forse siamo stati noi cittadini che abbiamo sperato e anche forse sottovalutato questo virus che ci ha colpito, e allora ogni tanto penso forse qualche restrizione in più, ma siamo stanchi, sapete. Ecco, adesso noi ci stiamo stancando, tutti quanti immagino. Ma manca davvero poco, siamo fiduciosi, manca davvero poco. E purtroppo, Daniela, dottoressa, sindaca, siamo in chiusura e prima di salutarla noi vi ricordiamo che siamo in onda tutti i giovedì alle 20:30 su BHTV con repliche il venerdì e il sabato.
lo vedete in sovraimpressione anche per quanto riguarda, andremo in onda in streaming web. Ringrazio prima di tutto Daniele che Sei rimasta contenta, Antonella? Sarà il nostro ospite fisso, sono rimasta molto contenta di voi, grazie. Grazie. Sarete voi a giudicare la me. nostra padrona di casa, noi siamo tuoi ospiti. Ed è un piacere per me questa accoglienza. Grazie dottoressa Daniela Bernardi, sindaca o sindaco come preferite di Cividale, ma io amo chiamarla sindaca perché da donna a donna è un onore per me averla avuta come prima ospite del programma. Voi restate con noi, arrivederci alla prossima settimana e buonasera a tutti.